Buonasera, ben chiatazza Gnovis. Alle muar queste mattine, parumali in auto, Lorenzo Toffolini, dirigente storico dall'Udinese e collaboratore della società Blanche e Nere, aveva 65 anni. Il male lo ha colpito intanto che ieri a guide dal suo auto che ha lato in devan la soccorse fur dechiarezzate. A nota l'auto gli è stata un'ambulanza in passaggio proprio in quel momento, cui i sanitari hanno provato a lunga rianimalò, cence fortune. Due uomini, un cittadino serbo e un cravoat, sono stati arrestati da questure di Udine con un mandato di arresto europeo per rubarie di più di 40.000 euro di pelliccis in tune botteghe dal centro di Udine. Fondamentale è stata la collaborazione con gli sforzi di polizie di tutta Europa, perché un è stato chiatato a Mestre e che l'altro al confine tra Croazia e Serbia. I due, insieme a un complice, avevano rubato una pellicceria dal centro di Udine a March, schiampando con marchianzie per un valore di 41.000 euro. I Carabiniers dal Nucleo a Tutela e Patrimoni Culturali di Udine hanno riconsegnato queste mattine alle Biblioteche Statali Furlane Orientale une copie antiche dal Chiancionier di Petrarca, perdute in tal corso dal Novecento di che ieri la Biblioteca Magistrale di Gurizze. Il volume è stato individuato in linee in vendite, de bande di un cittadino guriziano ignorante che aveva ereditato di un parin lontano. Fondamentali i timbris sul fronte spizzi per rimontare alle origini dal libri e ricostruire la storia, fin a riconsegne queste mattine. A torning a lassù i numeri de pandemie di Covid-19 in Friuli Vignesi e Giulie su 1.442 provi e tampons molecolari sono stati schiattati 1.986 positività. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono voto con invece 193 pazienti ospedalizzati in che altri aree medici. 3 le persone morte in queste ultime 24 ore in maniera rispettive a Trieste, Udine e Pordenone. La Procura Generale di Trieste ha annunziato di intendimenti di ricori quintri la sentenza di prim grado che ha assolto Alejandro August Stefan Meran de accuse di omicidi dai due agenti Matteo De Menego e Pierluigi Rotta. La soluzione è stata deciduta perché Meran, de perizie fatte, è risultato no di poter imputare. La Procura domanderà ogni nuove perizie, ha detto il procuratore Antonio De Nicolo, a margine indemesse in riguardo dai due agenti di polizia. Perché alle stas da IAZ la conclusione non può essere diversa. Inquintri queste mattine tra l'assessore regionale ai financis Barbara Zilli e ANCI per fare il pont sull'assegnazione dai fondi ai comuni relativi ai bans dal PNRR. Dal mese di lui, alla sclarì l'assessore, in Friuli Vignesi e Giulia sono arrivati più di 100 milioni di euro. Sintingle. Si è riunita il webinare a Trieste, la cabina di regie dal Plan Nazionale di Ripresa e Resilienza e un'occasione di confronto tra la Regione e l'ANCI per di cemut castala in devant l'assegnazione di oltre 1 miliardo e 600 milioni di euro che già la Regione ha avuto e soprattutto di quali sono i canali di investimento le AS ai ultimi 151 milioni che viene ricevuti dal mese di luglio a voi. Si tratta di risorse importanti che riguardano i nostri comuni a partire dalle efficientamento energetico dei edifici e dopo anche il digitale. No dome, viene anche una grande attenzione a cercare il mondo da cultura, dal cinema, dal teatro, per cercare di sostenere tutto il comparto con investimenti strutturali. E a questa si è giuntato anche un grande interesse per il mondo dall'università e per tutti gli investimenti che si può fare anche in ambito di formazione.
I vertici finlandesi di Varsila queste mattine sono arrivati a Trieste per chiattare i dipendenti dal sito triestin dopo l'annullamento de bande dal Tribunale di Trieste de procedure di licenziamento per costume antisindacale. Pluio mancul 300 lavoratori hanno spietato i dirigenti di Varsila a egli entrate contestante civilanti autos a loro passaggio. Il gruppo ha annunziato che Andrea Bocchicchio ha dato le dimissioni di amministratore delegato di Varsila Italia e al chiappe il suo posto Michele Cafagna confermando la volontà di sierà l'implant. Sono scominciati a Udin i lavori di demolizione di ex fabbriche di birre Dormish, che tal suo posto sarà la nuova sede dal MIZ. Un progetto di più di 25 milioni di euro pagato da Daniele Di Buri, cemut che nos clarisse il sindaco Pietro Fontanini. Un'emozione tan grande, avviò di demolire le aree Dormish. Sì, sono ridotte le brutture che erano restate dopo le fabbriche di birre, perché dopo un incendio che è succeduto 30 anni fa, purtroppo questa area era piena di brutture, di viodi, no? E come grazie al gruppo Daniele diventerà la sede dell'ITS, che è le scuole dai post diplomati, quindi una roba importante per le città di Udin, ma non solo per le città di Udin, credo anche per le industrie da questi territori che potranno sfruttare e dopo queste nuove professionalità che vengono fuori da queste scuole e dopo recuperare un'area che era abbandonata senza occupare nuovi spazi, ovvero si recupera ciò che era già presente in una forma moderna e bella. Screade la nuove taule de scuole Dante e Garzoni Montessori a Udin, un progetto portato in avanti dal Comune che ha avuto l'approvazione delle aziende sanitarie. Nos presenta la nuove strutture il vice sindaco Loris Michelini. Io sono alla Dante, scuole primarie elementari, per un TOC e dopo che altre un altro TOC più importante che è gestito Montessori, un sistema di insegnamento particolare. Ho adattato le stanze che erano per mense in maniera tale di elevare le qualità, quindi ho fatto dei lavori di strutture, quindi strutturali, collegamenti, tanti interventi piccoli, ma mettersi insieme a un grande intervento, perché costa tanto per dire di lavoro 60.000 euro, dopo progettazione, adattilo con come che le aziende sanitarie, rendilo attuabile in una strutture vecchie come chi che ha, per far sì che potete avere i requisiti necessari per poter fare in modo che non si parte di più le robe sulle plastiche, ma che siano direttamente fornite ai frus, no? In modo tale che potete essere una roba di qualità. Ovvio che hanno collaborato in tanti, i genitori, le dietologhe, ma soprattutto anche gli uffici, perché non è facile tenere insieme sia le parti che organizza, che studia, che controlla, che fa e soprattutto che dopo si relaziona con le dirigenze scolastiche, anche chi sono due dirigenti scolastici, con le loro strutture sedute. E le aziende sanitarie che avrebbero dato l'ok, quindi veramente è stato un lavoro di squadre, ma tante squadre. Al torne queste sere, dopo il rimand per bruttim di settimane passate, Udine Fashion Night rivade a seconde edizione. La sfilata di mode, organizzata di Barbara Beltrame e Anna Mareschi Danieli, e vi darà la partecipazione speciale di Gabriella Carlucci, che propita Udine e ha passato la sua infanzia. Telefriuli al manderà in dirette l'avvenimento Taccan, Devot e Miege. E alle dut parus novis al torne domani. Buone serate, mandi!